Buongiorno a tutti, come promesso facciamo un aggiornamento per quanto riguarda la camperizzazione di Silvio. Dopo un anno di utilizzo ci siamo resi conto che avere un punto d'ombra e comunque una zona coperta avrebbe migliorato la nostra esperienza di campeggio. Quindi abbiamo deciso di montare un tendalino, ma la domanda era quale tendalino montare? Ad aiutarci ci ha pensato Nicola, rivenditore ufficiale James Baroud, che ci ha spiegato pregi e difetti dei tendalini in generale e perché i suoi prodotti vengono classificati di fascia alta. Quindi ci siamo fiondati a Jesolo presso la sua officina, dove abbiamo montato il tendalino e grazie alla sua esperienza e professionalità ci siamo tuffati nel mondo James Baroud, come sempre a modo nostro. Ma mi dicevi che ci sono dei portapacchi più predisposti al montaggio dei tendalini rispetto ad altri. Sì, Dove sta la differenza? la differenza sta, diciamo, già questa è una barra, come vedi, in acciaio. Tante volte mi capitano le barrette in alluminio dove metto la tenda, mi chiedono anche il tendalino, ma ecco, già questa è una barra di acciaio un po' piccolina, nel senso che, per esempio, in questo caso dobbiamo montare un tendalino della James Baroud. Sì, I supporti sono questi, vedi, staffetta L. sì. Una barra un po' più larga avrebbe permesso l'inserimento del supporto interno. Io normalmente quando ordino una barra per conto di un cliente la ordino di una dimensione più larga, sempre in acciaio così, ma un po' più larga. Quindi inserisco, Chiaro, lo inserisci dentro. ed è molto più stabile ovviamente. Certo. Mentre qui adesso dobbiamo, diciamo, creare un piccolo supportino e fissarlo esternamente. In questo caso il tendalino è molto leggero, come vedi. Quanto pesa? Ma pesa un 7-8 kg. D'accordo. Quindi è abbastanza leggero. Con 3 supporti, fortunatamente tu hai 3 barre in questo caso, è più che sufficiente. Insomma, adesso andremo a vedere qual è la soluzione migliore per fissarlo. Allora, abbiamo fatto un disastro, nel senso che le abbiamo pensate tutte, il tendalino metto alla destra perché ci veniva più comodo. Chi ha la maggiolina deve tener conto, come noi, che noi abbiamo l'apertura a manovella. Quindi il tendalino sulla destra non lo potete mettere perché altrimenti non si può più aprire la tenda. Nicola sarà gentilissimo, smonterà tutto quanto e per forza di cose lo dovremmo mettere sulla sinistra, cioè non c'è altra Persone che si appassionano e cominciano queste nuove avventure con le tende sopra il tetto, normalmente si comprano una tenda, diciamo, abbastanza economica e capita appunto che è temporale, eccetera. E Fanno quindi brutte esperienze e si demoralizzano. E si disinnamorano immediatamente. Con una Eh. tenda del genere, diciamo che l'esperienza anche col peggiore dei temporali è sempre molto gratificante perché ti senti al sicuro e in caso appunto di maltempo non vorresti avere tenda che questa o comunque una tenda, diciamo, di alta gamma. Io sono rivenditore di questa marca, James Baroud, che è una piccola azienda portoghese, ma anche l'Autohome fa dei bellissimi prodotti, siamo al top di gamma, insomma. Quindi in generale il consiglio è, se dovete cominciare, cominciate, per quanto riguarda la tenda, che è la parte più importante, su un prodotto di qualità, ecco. Questo è il consiglio. Anche perché sinceramente se compri una tenda così e non ti trovi bene, domani la vendi. Vabbè, a Cioè- livello di rivendibilità sicuramente siamo... Sì. Se compri una roba invece di scarsa qualità, Sì, devi trovare, piazzarla, ci perdi un sacco di soldi. Su un prodotto, è vero che fai un investimento, non ti trovi bene, ci perderai quei 500 euro, Esatto. ma la vendi domani. E la rivendi immediatamente. Bravissimo, Sì, quello sì. è. Naturalmente in rete trovate il suo sito web con tutte le informazioni, ma ora noi ci spostiamo sul campo per mostrarvi come si monta tendalino classico, Falcon 270, Falcon Shower Cabin, Yakima 26 litri, il tutto su un Defender da paura. Allora, il tendalino classico James Baroud, che è questo, misura 2 metri per 2,70 di lunghezza, di ampiezza. Ha questi 4 strap che bisogna togliere, poi altri strap sotto, quelli che tengono unito il tendalino,
A questo punto, adesso è la prima apertura, quindi quasi sicuramente scenderanno i picchetti e le corde che di solito vengono messi dentro. Comunque si srotola, Sì. semplicemente. Sì. Allora, cosa succede? Abbiamo 4 paletti, Sì. eccoli qua, che sono all'interno, i primi 2 all'interno di questa Della struttura. della praticamente. struttura, quindi bisogna estendere i 2 bracci telescopici. Sì. Gli altri 2 sono all'interno dell'altra metà della struttura. Si piegano così, questi si infilano su questo foro. Una volta esteso il tendalino, Sì. bisogna legarlo con i 2 strappetti. D'accordo. Uno di qua e 2 dall'altra parte. Ma è estremamente facile. Una volta estesi tutti i bracci, Si va un regola. attimo a regolare quello che è un po' l'altezza. Qui in centro abbiamo l'apertura per l'accesso alla tenda. Allora, che non è cosa da poco, perché come mi raccontavi, non tutti i tendalini ce l'hanno. Quindi Questa è una cosa che mi risulta avere solo questo tipo di tendalino. Non so se ci siano altri modelli con l'accesso dedicato. perché Quindi, se tu non hai questo foro qua, da una parte non ci puoi più entrare. con un tendalino senza accesso ovviamente sei costretto a salire sempre dall'altra parte, mentre qui puoi salire da questa parte qui, D'accordo. oppure Dall'altra. hai una doppia possibilità. Beh, è che non è cosa da poco, Poi, come ulteriore accessorio, c'è la possibilità di prendere le pareti, Mhm. e quindi sono 3 pareti, Mhm. e creare un ambiente completamente protetto, ecco, È isolato. e isolato, esatto. In più, sempre in abbinamento a una tenda James Baroud, c'è la possibilità di prendere un tunnel che collega la tenda Esatto. al tendalino, quindi avete due ambienti protetti, però comunicanti l'uno con quell'altro. Esattamente, è completamente chiusi, quindi in caso abbiate per esempio il webasto dentro il furgone, accendendolo andreste a riscaldare sia il furgone sia la zona, diciamo, del tendalino, Esattamente. e diciamo anche in parte la tenda, In no? parte Perché la tenda, comunque sì, il caldo sì. sale, Sì, e tecnicamente dovreste riscaldare anche quella. sì. Roba veramente figa. Allora, per rimettere a posto, chiudere la botola, Sì. chiamiamola così, Sì, sì. vedi che c'è lo strap e il posto per Sì. le mani, per inserire le dita, per Sì. tirare, Sì. ok, in modo tale da chiudere. Montato in meno di 2 minuti. Sì, Perché sì, lo sì, vedo qua sono nel display, sono molto- meno di 2 minuti. molto semplici. Ci arrivo solo a fare, sì, appena il giretto. Nico, cos'è che stai montando adesso? Questo è il tendalino autoportante, si chiama Falcon 270. Come ti dicevo, è autoportante, quindi Mm, essendo ancorato in maniera molto solida a una struttura altrettanto solida, che questo porta tutto in acciaio, d'accordo. in assenza di vento Sì. o comunque con un vento molto lieve, puoi anche evitare Di picchettarlo. di tirar giù gli steli. Ah, le gambette. d'accordo. Sì, sì. In teoria sono 10 metri quadrati. 10 metri quadrati. Porca miseria. Ovviamente anche questo ha le pareti, no? Sì, certo. Ok. E quindi si può chiudere completamente Sì. e diventa una tenda enorme. Diventa una tenda enorme. Un no. mini appartamento. Un mini appartamento, bravissimo. Sempre con il discorso dell'apertura, vedi? Mhm. E sempre con il discorso eventualmente del tunnel, Sì. quindi anche qui identica al tendalino classico, abbiamo l'apertura. E Fantastico. questo è, diciamo, Hai tutta la zona ombra. Sì, tutta la zona ombra. Bene, bene. Tu mi dicevi anche che quando fai le libere invernali, chiudendolo completamente e accendendo il webasto, hai una temperatura
decisamente accettabile, è un ambiente estremamente vivibile. Allora, dipende un po' dalle temperature. Sì, d'accordo, ovviamente. beh, se siamo a Ecco, meno 30. Però con un webasto, appunto, i muri e soprattutto d'inverno bisogna sigillare la parte della macchina che resta, diciamo, all'aria aperta, perché sotto Chiaro. la vettura ovviamente passano. Io ho il telo sostanzialmente che mi chiudo la parte dove eventualmente entra l'aria fredda. Ecco. Certamente. Questa qua è la doccettina dedicata. Sì. Quanti litri sono? Sono 26 litri Ecco. pressurizzati a 4 bar Sì. e quindi ti fai una bella doccia, insomma. Allora, la temperatura dell'acqua adesso è di 38 gradi. Ah, fantastico. E dove riempi, scusa? Ah, riempi? Allora, lo puoi riempire da qui D'accordo. attraverso un tubo a sgancio rapido, Sì. oppure per caduta direttamente sopra il serbatoio c'è un tappo che svitti una volta ovviamente Ah, scaricata la pressione e l'acqua in eccesso, D'accordo. e poi riempi per caduta con una canna o anche contenitore. Ovviamente dopo una solita giornata di trekking tutti sudati eccetera ci fa la doccia calda, è giusto, però Con anche la intimità. privacy, Esatto. allo stesso L'intimità è fondamentale e quindi quindi in negozio cosa abbiamo anche? abbiamo la Falcon Shower. Oh, per far contente le signore, far la doccia in tranquillità. Esattamente. Bellissimo. Ricordiamo sempre che il montaggio lo fai tu Sì. in negozio gratuitamente. Ah, ok. Qua c'è il vetro, E qua c'è il vetro. fantastico. Voilà. Qui è il posto per lo shampoo eccetera eccetera. Eccetera. Ovviamente anche per uno se vuole mettere il bagno chimico è Esattamente. perfetto, no? C'hai Qui è l'apertura eventualmente, hai bisogno di prendere qualcosa in cosa macchina. direttamente nel portellone della macchina e l'abbiamo montata in 2 minuti. Sì. 2 minuti, eh? Sì, sì, sì. Non abbiamo cronometrato, ma sono 2 minuti. Allora adesso facciamo il collegamento per il doccino, Ok. ovviamente. Dentro qua poi c'è il tubo. Sì, questo qui è il classico doccino. Questo qua è il doccino. Sì. Ah, d'accordo, fantastico. Questo praticamente. Ma volendo puoi anche inserire un tubicino con tipo il classico microfono da doccia? Sì, certo. Allora, questo è quello suo proprio di serie. Sì, d'accordo. Altrimenti poi diciamo, Allungarlo, Sì, se magari se la signora non vuole bagnarsi i capelli. Questo è comodo perché fondamentalmente hai l'apertura del rubinetto centrale qua, ma hai anche il pulsante di apertura e chiusura direttamente sul doccino. Ah, Quindi non sprechi mai acqua, no? perfetto. Lo smontaggio del tendalino è altrettanto semplice e tenendo d'occhio l'orologio ci abbiamo impiegato meno di 5 minuti. Un piccolo accorgimento da tener presente. Ecco, arrivati a questo punto ci sono i 2 dentini da far combaciare. Ah vedi? sì, Uno prestate sotto- attenzione a questa qua perché c'è il rischio che... che se mettete male uno dei 2 dentini possa saltare se non combaciano correttamente, devono combaciare in modo tale che, vedi, Sì, ok, d'accordo. siano. Allora, giusto per se uno fa la cazzata che li rompe, comunque ci sono tutti i pezzi di ricambio. Allora, controllare sia da una parte sia che da quell'altra che i dentini combaciano. D'accordo. Una volta fatto questo si Sì. può chiudere lo strap. Io Nicola non posso che ringraziarti perché oltre alla gentilezza sei stato incredibilmente professionale. Ci siamo resi conto toccando con mano che i prodotti che vendi sono di altissima gamma, il costo è vero non è da poco, però ti rendi conto da subito che acquisti un accessorio che ti porterai avanti, oso dire, tutta la vita. Ci siamo fidati di te ed è stata una scelta vincente. Se avete intenzione di entrare in questo fantastico mondo o arricchire il settaggio del veicolo, chiamate questo ragazzo perché è uno bravo. Tutte le info in descrizione fine video. Nico, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao.